Stop preventivo a ristrutturazioni o a nuove costruzioni nei territori che non hanno le autorizzazioni previste. È quello arrivato dal Ministero dell'Ambiente attraverso le autorità di bacino dopo l'ennesima devastazione innescata dai cambiamenti climatici che si è abbattuta su edifici o abusivi o costruiti in territori senza pianificazione urbanistica. Il suo comune com'è a rischio idrogeologico? Abbiamo alcune aree che debbono essere studiate ed approfondite per definire qual è il rischio idrogeologico. Ci siamo già messi all'opera per poter consentire l'edificabilità e comunque lo sviluppo dei nostri centri storici nel rispetto della sicurezza. La criticità idrogeologica nel nostro territorio è estesa per tutta la lunghezza del territorio perché abbiamo il consolidato urbano che si estende ai piedi di una montagna. È quello che viene definito l'effetto Ischia, che però rischia di bloccare progetti e cantieri anche nei nostri territori. Una situazione che non è sfuggita all'ex deputata Angela Colmellere, che da assessore al comune di Miane ha convocato tutti i sindaci dell'Alta Marca, da Vittorio Veneto a Segusino, per ristabilire un esatto equilibrio tra salvaguardia dell'ambiente e diritti dei cittadini. Noi ci troviamo comunque a doverci confrontare con dei dati, a fare delle perizie sicuramente aggiuntive per capire innanzitutto qual è lo stato di fatto del nostro territorio, poi per capire come intervenire sicuramente in nome della sicurezza, ma anche di quello che è il rispetto di quelli che sono i cittadini e i loro diritti. Il vero problema che potrebbe mettere in difficoltà cittadini ma anche amministrazioni locali sta nelle liste di interventi per la messa in sicurezza dei territori non ancora aggiornate al Ministero, con il conseguente blocco in via preventiva di ampie aree che per Roma sarebbero a rischio. Un esempio eclatante è quello della ristrutturazione della scuola di Fare di Soligo, che per il Ministero sarebbe in zona critica e quindi da non ristrutturare. Ma sono centinaia i progetti e cantieri che rischiano di venire bloccati in un tempo dove invece i sindaci fanno di tutto pur di mantenere vivi i territori montani. Noi adesso dobbiamo aggiornare e verificare appunto i dati che ci sono, proprio perché vogliamo fare bene le cose, farle bene, farle con buon senso e proprio perché ci sia il rispetto delle regole e soprattutto anche la consapevolezza che ci sono dei cittadini che stanno aspettando anche delle risposte e noi dobbiamo dare queste risposte.